una giornata importante per Casteltermini, parlare ai giovani di antimafia, che valore assume? Il valore è molto importante perché da alcuni anni non veniva più fatta per il problema Covid. Ora finalmente l'abbiamo ripresa e tra l'altro noi comunque facevamo la vendemmia antimafia perché era all'esterno, quindi in aree aperte poteva essere fatta. Comunque questo ritorniamo con la primavera antimafia, è un momento importante per tutti, compresi gli studenti e principalmente per loro, che diamo un segnale a tutti che ovviamente lo Stato c'è e c'è sempre e riesce pure a contrastarla bene. Infatti abbiamo due procuratori, Asaro e Guido, che hanno portato avanti le loro indagini facendo arrestare dei latitanti molto pericolosi. Quindi che dire, siamo lieti di ospitare qua a Casteltermini questo evento e la scuola Archimedi ci ha dato la possibilità pure di mettere a disposizione i locali. Sì, è un importante perché va ricordato quelli che sono stati i costruttori dell'autostrada della legalità che noi oggi percorriamo rispetto a tanti anni fa quando ciò non avveniva. È fondamentale che poi Maristella Panepinto di Casteltermini, che opera qui, ha vissuto qui, ha ricordato e racconta questa storia che è fondamentale per la storia di tutti noi, a chi non ha conosciuto il generale Dalla Chiesa, e questo assume una dimensione veramente significativa per una realtà quale quella di Casteltermini e in generale della Sicilia, perché un servitore dello Stato ha sacrificato la sua vita proprio per servire lo Stato e per rendere più ampia la legalità nel nostro territorio. C'è ancora tanto da fare per cambiare le sorti di questo Paese? Molto è stato fatto, quindi lavoriamo su questo, su quello che è stato fatto negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni rispetto a prima. La strada bisogna portarla avanti, però non bisogna scoraggiarsi, bisogna rafforzare questo tipo di incontri. Parlare ai giovani di antimafia e parlare ai giovani e quindi anche ai più piccoli del generale Dalla Chiesa, che valore ha? Ha un valore sicuramente importantissimo. Io ho avuto il piacere e l'onore di scrivere questo libro, che è il primo libro dedicato ai bambini, che racconta la storia biografica del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Io credo che noi giornalisti abbiamo un privilegio, quello di raccontare storie, e quando raccontiamo storie di grandi uomini come Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ha lottato la criminalità in tutte le sue declinazioni, possiamo davvero raccontare esempi importanti che non tramontano mai, perché questi personaggi non devono mai essere dimenticati. Il tuo libro farà tappa a Torino al Salone del Libro di Torino? Assolutamente, lo presenteremo domenica e sono felice, anche molto emozionata, perché non me l'aspettavo che avrei rappresentato col mio libro la regione Sicilia. Sono una delle autrici appunto che rappresenterà allo stand dei beni culturali della regione Sicilia. Con me ci sarà l'Arma dei Carabinieri, che non sta mai abbandonando questo progetto,